Salve cari amici, ci troviamo a Escovedo, in provincia di Oristano. Abbiamo finito di montare e adesso aspettiamo che il fisarmonicista finisca il suo spettacolo di balli. Speriamo che il cielo non ci punisca per le nostre malefatte. La vita del musicista è anche mangiare caramelle gommose. I nostri sospetti erano Però una vocale. Esatto, sta piovendo moltissimo. molto. Quindi vi faccio vedere il palco com'è conciato in questo momento. Che bello! La magia della musica, ragazzi. Adesso è troppo, adesso non ci andiamo. Bisogna andare sempre piano piano. Siamo entrati in macchina a ripararci. Sì, perché diluvia. È caldo. E io mangio le caramelle. E nemmeno l'acqua ci ha fermato, amici. Siamo pronti a effettuare dei soundcheck. Abbiamo effettuato? Un soundcheck. Bravo. Eccolo, cosa abbiamo effettuato? Dei fantasticissimi soundcheck. Abbiamo effettuato dei soundcheck favolosi. Ci troviamo a Escovedo. Dei cenni geologici riguardo alla zona. No, Ci troviamo vicino alla famosissima Giara. No, la Giara è... Come mai conosci bene la Giara, Gigi? Perché ci sono andato 2 volte. Due soltanto? Andate a trovarla al museo. Mi raccomando, La acculturatevi. Giara. Ci troviamo vicino all'altopiano della Giara, che è un altopiano Siamo sotto. sotto, di origine vulcanica. E quindi facciamo qualcosa da dire? Vai, sta è bella, sta è bella. Comunque non so se l'avete notato, ma causa pioggia anche oggi abbiamo problemi di corrente. Cioè stavolta diciamo che la corrente c'è, quindi ci sono problemi di corrente, ma non si vede. Tore, cosa ne pensi di questa fantastica avventura della pioggia? Beh, Isiro! Bella No, ma che? È bello questo riflesso blu. Questo. Quale? Questo. Verso il fumo, siamo pronti. Era dura legge del gol, fai un grande gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Ho smontato, c'è un umido pazzesco e hanno ricominciato con i balli, è l'1:30. Ho un po' il cervello cariato da questa fisarmonica. Adesso carichiamo tutto e ce ne andiamo via a casa. Siamo arrivati nel frattempo a Cagliari. È stato un viaggio di sonno, cioè tipo che ho dormito. Quindi grazie mille, i miei amici sono già andati via. E ho tanto sonno, quindi alla prossima. Ciao. Buonanotte. 100 metri fuori a mane manca. Qui mi fa girare. Manca. Fuori a mane manca.